Umenolito era lì da sempre, nascosto tra i mandorleti, a respirare piano sotto la terra rossa di Granieri, il paese delle 12 contrade. Tra queste pietra scritta, custodiva memorie antiche che aspettavano solo di essere ascoltate. Per anni il luogo è rimasto in silenzio, un silenzio pieno di vento, di passi. Poi un giorno qualcosa è cambiato, perché lo sguardo attento di una donna lo ascoltò. Non lo guardò soltanto, lo sentì. E in quello sguardo Manolito trovò la forza di rialzarsi. Da allora il luogo si è lasciato curare, toccare, amare. Oggi chi entra sente che qui la Sicilia non si mostra, si respira. La luce accarezza, il tramonto ti annaca e l'aria ti parra in siciliano. Un Menolito racconta mani antiche, terre fedele, memoria viva, non vuole stupire, vuole solo riconnettere. E quando aprirà le sue porte non sarà un'inaugurazione, ma sarà un ritorno. Chi entrerà non visiterà un luogo, lo vivrà e porterà con sé un filo di meraviglia. Melania, allora intanto grazie per averci Grazie a accolto. te. Iniziamo questa puntata con questo verde meraviglioso, perché in questi luoghi il mare è verde, È no? vero, verissimo. E un Mennolito dice: ma com'è possibile che ci troviamo a Mennolito e c'è l'uva? Raccontiamo questa storia, raccontiamo una storia di una rinascita, la storia di un luogo dove tradizione e innovazione si sono intrecciate e doveva esserci suo marito Mario, ma per impegni familiari non è potuto essere qua, ma Melania ci potrà benissimo spiegare dove siamo e cosa andiamo a vedere. Bene, allora noi siamo a Caltagirone, Granieri. Questa contrada si chiamava anticamente Umennulito perché era un antico mandorleto. Qui esisteva questa proprietà con circa 40 ettari di mandorleto. Diciamo che era un luogo che mio marito da sempre sognava di acquistare e il caso ha voluto, perché io credo che nella vita ci sia un disegno e un Sempre. destino, che noi riacquistassimo questo luogo dopo tanti anni. E come abbiamo fatto nella nostra vita, abbiamo fatto squadra, no? Io te l'ho raccontato tante volte, io faccio l'architetto, però oggi mi trovi qui a fare tutt'altro perché la vita prende delle strade. Ma secondo me non solo che prende delle strade, perché in fondo dentro di noi c'è un attaccamento viscerale per la nostra terra che poi si evolve in Sì, altre è sfaccettature. verissimo, è verissimo. E quindi qui c'è l'azienda della Scalzo Fruit di Mario. Qui abbiamo circa 22 ettari di vigneto che sono di varietà Red Globe. Questa in questo momento ancora non è pronta, invece in altre zone qui già raccogliamo uva Vittoria e uva senza semi. E quindi il sogno di Mario si è avverato, ma anche il mio, che nasce proprio qui accanto. Perché sono dirimpettai, possiamo Sì, dire così. siamo proprio vicini di casa. Siamo proprio vicini di casa. Esisteva questo casolare abbandonato che ho sempre guardato da bambina passando e che con mio papà ricorda: ma sai, qua potrebbe venirci qualcosa. E in effetti la vita mi ha dato questa possibilità di sfruttare un bando per proprio la promozione del territorio, il riutilizzo. E guarda Titti, te l'ho raccontato, a fine ristrutturazione ho pensato quasi di essere stata posseduta da qualche entità strana, perché effettivamente nessuno credeva, neanche nella mia famiglia, che riuscissi a portare Tra a l'altro terra. avevi quasi tutti contro, ma Sì. non perché non volevano, perché era un progetto molto ambizioso che una donna, anche quando faceva squadra col marito, ma è stata sempre lei quella che si è Ci credeva. smazzata per tutto quanto. Però
alla fine proprio ho avuto questa sensazione, ci sono riuscita. Certo, devo dire, non è rifinito al 100%, manca ancora, ma mio papà mi diceva sempre non devi finire mai di sognare. Mai. Quindi aspettiamo che le piante che ho ripiantato, perché il mandorleto non c'era più, ricrescano, sono ancora piccoline, che ci sia tanto verde e che manca solo la piscina, però diciamo che all'interno non manca nulla. Stavamo dicendo, non si deve smettere mai di sognare. Ecco, qua abbiamo Sara, La nuova che è generazione. la nuova generazione, e a Sara piace tanto questo progetto, vero? Mhm. Qual è il tuo sogno da grande? Poter gestire questo luogo? Sì. Sì, sì. Allora, ci troviamo all'esterno del vigneto. Sì. Vogliamo aggiungere qualcos'altro? Sì, noi nello sviluppare questo progetto noi ci occupiamo di uva primizia e quindi di coltura in serra, ma proprio nel rispetto dell'ambiente, per essere proprio green, noi qui, come tu saprai, ormai l'acqua è un bene troppo prezioso, raccogliamo tutta l'acqua piovana, quindi buona parte, quasi tutta dell'irrigazione avviene per la raccolta dell'acqua piovana che viene canalizzata e raccolta nelle vasche. Quindi antispreco. Antispreco. Quindi l'acqua è un bene Molto prezioso. Allora, Melania prima ha detto ci troviamo al Minnulito. Al Minnulito è come luogo, ma ricordiamo che siamo in contrada, in una delle 12 contrade di Granieri, quindi questa è contrada Pietrascritta. Granieri è famosa per le 12 contrade, dove ogni contrada c'è una leggenda, anche qua è una leggenda, si parla di pietre, anche le pietre respirano, le pietre parlano, le pietre regalano emozioni, e io infatti, come ti ho sempre detto, ti immaginavo chiamata da questa pietra, no? È vero, è proprio così. Tu che cosa hai fatto? Tu sei arrivata qua, hai visto che cosa è stato che ti ha fatto spingere? Raccontiamo anche le difficoltà, perché non tutto è rose e fiori. No, come io ecco. durante questa ristrutturazione ho avuto quasi tutti i problemi che si possono avere. Ho vissuto la parte del committente questa volta, quindi nonostante sia un tecnico ho capito cosa vuol dire stare stare dall'altra parte. Però ti ripeto, avevo dentro di me questo desiderio e questa voglia di far rivivere questo luogo. Io ci ho creduto da sempre. Come ti dicevo, tanti dicevano troppo ambizioso, non ce la farai. No, tanti dicevano, lei non lo dice ma lo dico io, dice questa è pazza. Sì, è vero. Perché è un lavoro da folli. Voi dovete pensare, come potete vedere attraverso le immagini, com'era il casale. Era un rudera. E com'è adesso. Quindi quello che è stato fatto. Sì. Io ho cercato di rispettare la natura, mi sono apprestata a questa ristrutturazione con rispetto, perché secondo me va tutelata anche la natura dei luoghi, e quindi il fabbricato io non ho voluto trasformarlo, snaturarlo. Era in pietra e in pietra è rimasto. È stata fatta una ristrutturazione con le tecniche moderne, ma non c'è un grammo di cemento, è tutto prodotto a base di biocalce, anche le travi sono state trattate in maniera che risultassero quanto più simili a quello che era prima. In Quindi questo senso, scusami, sei stata avvantaggiata perché tu certo. fai l'architetto di professione, quindi Però hai potuto. sai, tante volte si pensa a ristrutturare anche in una chiave moderna, Certo. ma secondo me è importante rispettare la natura dei luoghi, perché oggi vorrei che chi venisse qui respirasse la stessa aria di chi ci abitava allora. Quindi ci troviamo davanti a Minnulito. Ovviamente i nostri telespettatori dicono ma le mandorle, l'abbiamo ripetuto più di una volta, le mandorle in questo momento sono piccolissime. Sono piccolissime. Sono state tutte piccolissime. ripiantate Sì. diciamo la varietà. Allora, io ho previsto di piantare la varietà tuono, che è proprio una varietà autoctona della zona, mi sembra giusto, e anche una mandorla dolce.
Però il mio sogno è, come vedi lì giù già abbiamo piantato le mandorle, qui invece solo al contorno, perché al centro vorrei piantare gli alberi da frutto, perché mi piacerebbe che chi viene qui ha la possibilità di assaggiare il frutto di ogni stagione. Ecco. Bellissima questa cosa, quindi far assaporare, perché comunque sia nessuno ormai conosce il sapore della vera frutta. Della vera frutta mangiata dall'albero. Ecco, in un momento di frenesia totale, io vorrei che chi viene qui riesce a staccare la spina. Come tu senti adesso, si sentono anche gli uccellini cantare. Qui è un posto dove ci sono un sacco di uccelli, perché c'è la serenità, c'è la calma. Perché è un posto, possiamo dire che questi luoghi nascosti, io li chiamo i luoghi, le perle della Sicilia nascosta, perché mentre per qualcuno può essere un luogo piccolo, un centro rurale, ma è proprio lì, è proprio nei borghi, perché qua vicino c'è Granieri, abbiamo vicino Gran Michele, comunque sia è servita, siamo a pochi chilometri dal circondario, ma sono proprio questi luoghi dove si respira l'identità. Quindi è questo quello che tu vuoi regalare ai tuoi ospiti. Ecco. Tra l'altro, ecco, hai parlato di una piscina, che non è la classica piscina. No, qui verrà completato con una piscina di biodesign, che è una piscina fatta proprio da piccoli granelli di pietra, da cui filtra l'acqua. Sarà un'acqua salata, perché chi deve venire qui deve avere la sensazione di farsi il bagno in uno stagno, ecco, respirare quella semplicità e anche tutti i sapori del territorio. Perfetto. Tra l'altro ho notato, come possono vedere i nostri telespettatori, anche i nomi che ha dato in queste stanze meravigliose, no? Sì, mi piaceva che proprio perché si chiama il mandorleto, quindi un minnulito, ogni stanza è il nome di un fiore, in italiano e in siciliano, in maniera che se dovessero venire degli ospiti stranieri... Quindi diciamo che anche trasferisci anche il nostro dialetto, che è cultura, quindi, che anche quella è cultura. Come tu puoi vedere, le stanze sono 5, sono il carrubbo, il mandorlo ovviamente, l'albicocco, il melograno e il gelso. In ogni camera c'è l'immagine appunto del fiore. Sono, come potete vedere, immagini, sono camere che ti danno serenità, perché intanto ti faccio i complimenti per come le hai arredate e soprattutto i corredi che hai usato, perché non sono scontati. Non sono standard. Allora adesso invece entriamo e mi racconti cosa sarà, oltre a una struttura ricettiva, cosa può essere un mennulito. Io non lo chiamo il mandorleto, io lo chiamo un mennulito. Seguiteci. Ok, allora siamo nella hall, come vedete c'è cemento, non è cemento. No, questo è un intonaco strutturale. Sulle pareti il lavoro che è stato fatto di rinforzo strutturale prevede, sotto c'è una rete in fibra di vetro, 5 cavi d'acciaio ogni metro, e poi questo intonaco strutturale che ho voluto e che è costato un po' di più perché ha questo colore della tradizione. Questo è un colore beige che all'esterno poi diventa quasi bianco. Infatti il bianco della fuori nostra terra. Abbiamo visto. Raccontiamo un po', adesso spieghiamo. Sì, da qui in poi lì c'è la cucina, da questa parte invece inizia una parte più aperta al territorio. Da qui in poi questa è la parte, diciamo, commerciale, se la vogliamo chiamare, dove io posso fare tanti tipi di attività, come ti dicevo, quindi a parte servire la colazione nei momenti in cui le stanze sono piene, possiamo fare catering, meeting, ma soprattutto la promozione del nostro territorio. Quindi attraverso laboratori. Ci sono tantissime stanze, la cosa che mi piace, come potete vedere, questi muri che sono come l'origine, rimasti come erano. Tra l'altro Melania, avendo intenzione di ricevere tanti ospiti, e quindi non parliamo solo di Sicilia, ma parliamo di tutto il mondo, e te lo auguro, qua ha preparato un piccolo esempio di colazioni. Ecco, no? Quindi colazioni salato, dolce. E non mancano, quello che a me ha colpito, non mancano i prodotti del nostro territorio, quindi la ricotta, u capugliato, u pane scaniato,
l'olio rigorosamente del territorio, Sì. le varie confetture, le uova, quindi tu vuoi praticamente far sentire queste persone a A casa. casa e con i sapori di Sicilia. Quando noi viaggiamo assaporiamo i prodotti del territorio. Ecco, chi viene qui non deve avere il classico cornetto, ma fare anche un'esperienza del gusto. E secondo me non c'è niente di più buono anche di una fetta di pane con l'olio, quando l'olio è buono. è E buono. così è per la ricotta, per il pomodoro secco. Diciamo che in questa zona abbiamo tantissime eccellenze, proprio per un discorso di rete e di squadra. È importantissimo fare squadra fra di noi. Tra l'altro ancora da noi abbiamo la fortuna di trovare signore, anche noi nella nostra nuova Certo. generazione, che abbiamo raccolto, ricevuto quello che ci è stato tramandato, quindi a sua volta ucapuliato. Queste cose le facciamo pure noi. Io Quindi- ti dico, non sono neanche di questa provincia, Eh. ma sposandomi da queste zone ho imparato a fare anche io impanate, le scacce, Perfetto. i pastorielli. Cose che nel periodo giusto verranno ad assaggiare. ad assaggiare. Ovviamente la tavola, la colazione, quella è la colazione salata, questa è la colazione dolce. Quindi cosa non manca? Non manca niente perché abbiamo tutto. La nostra marmellata di mele cotogne è buonissima, i biscotti di mandorla, la crostata di ricotta, il torrone, perché è una delle cose più buone, e poi anche le granite, le brioche. Il Minnulito, come abbiamo detto, era un vecchio casale, oggi ristrutturato, ma le mura sono impregnate di memoria, di gente che ricorda. E noi adesso andiamo a trovare Silvana, che ci racconterà un po' i ricordi della sua infanzia. Silvana, ciao. Ciao tesoro. Cosa stavi facendo? Cosa stai ricordando? Ricordo la mia nonna. La tua La mia nonna. nonna. Guardando queste belle cose, questa casa ristrutturata mi ha fatto commuovere, perché io qua venivo quando ero tanto piccola. Spostiamoci un attimo, mettiamoci un po' qua. Quindi davanti a questa tavola di formelle di Caltagirone E i profumi. e i profumi. Quindi tu mi hai detto una cosa bellissima, stavo guardando fuori e stavo ricordando la mia infanzia, perché tua nonna abitava proprio qui vicino. Sì, noi abitavamo proprio lì di fronte e con la nonna venivamo a piedi, pian pianino. La nonna era un po' zoppetta da una gamba, quindi ci mettavamo un pochettino e mentre camminavamo la nonna raccontava la qualsiasi cosa, contenta di venire a trovare i suoi amici. Com'era una volta nei tuoi ricordi un Minnulito? Ah, pieno di mandorle, ombreggiato, pieno di profumo di mandorle che non si toccavano, perché le Non mandorle si toccavano, non si toccavano. perché era un bene prezioso, Era un bene no? molto prezioso. La signora che abitava qua, che ricordi hai? Molto semplice, signora semplice, gentile, che poi quando venivi ti offrivano la mandorla perché Tu hai la detto una davano. cosa, mi hai detto una cosa importante. Mia nonna mi diceva: non si va a fare visita con le mani vuote. Mai. Raccontiamo ai nostri La nonna telespettatori. portava sempre un cesto di uova perché si era poveri, non è che si aveva tutti i beni che si hanno oggi. E qui la signora aveva tante mandorle, li cambiava con un cesto di mandorle. E questo era un loro volersi bene, fare visita e rispettarsi. Si rispettavano tanto. Quindi il rispetto era la base di ogni Mamma mia, cosa. tanto. Cos'è oggi questo luogo? Questo luogo per me è la mia infanzia. E quindi il fatto che Melania l'abbia fatto rinascere? Melania mi ha fatto commuovere perché io ho visto una cosa che stava morendo tornata in vita. Nulla di più bello potevo vedere e quindi i miei occhi brillano ogni volta che io passo di qua.
e noi continuiamo questa storia. Bene, adesso andiamo a trovare una persona che ai tempi viveva qua, ci viveva col papà, era manovalanza, e andiamo a trovare, lo vedete già inquadrato, Rosario detto Sarino. Buonasera, Saro. Allora, lei sta toccando le mandorle. Sì. Sta toccando le mandorle perché un tempo qui era tutto Pieno di mandorle. e lei qua ci veniva o ci abitava. Cioè, ci abitava mio nonno, ci abitava mio padre, ci abitavano tutti i miei zii, sono abitati tutti qua, sono usciti tutti di qua. E io ero il nipotino e venivo qua a trovare mia nonna, mia zia. Quindi questi luoghi lei ci è cresciuto. C'è cresciuto. Parliamo anni 50-60, quindi quel periodo sì, là. sì, nel 60, sei verso il 60, Ok. sì. Verso il 60, sì. Che cosa si ricorda? Mi racconti un po' com'era la vita tipica qua dentro? Com'era la vita? La vita era molto cara e molto, cioè, come si dice? C'è la miseria. La miseria proprio perché allora con 500 lire gli operai lavoravano. Allora c'erano quelle che raccoglievano con i bastoni, con i cani che raccoglievano sulle alberi e le donne che spicchiavano le mandorle, io piccolino spicchiamo le mandorle per terra. Quindi gli uomini facevano la raccolta Raccolta, e le donne si sbucciavano. sbucciavano E dove venivano asciugate queste in mandorle? terrazza sopra, c'è la terrazza sopra, c'erano i due terrazze, c'è la padrona che spicchiava mandorle con noi, non è che lei ce lasciava libera, no. Ah, quindi anche lei partecipava? Sì, anche lei perché doveva guardare. certo, i suoi interessi le doveva guardare, perché non è, allora lei guardava i suoi interessi, spicchiava dalla mattina alla sera a mandorle anche lei, poi la sera quando si andava sopra, c'aveva la sua cucina, si faceva il suo Aveva il suo appartamento sopra, tutti gli appartamenti sopra. E mio nonno, cioè mia nonna, mio zio abitavano tutti di sotto, qua sotto in pian terreno. Dove c'erano... C'era il forno, avevamo le galline, c'erano i tacchini. Una notte, sia da me, dall'altra parte, sia qua da mia nonna, ci alziamo la mattina e mancano le galline e i tacchini. Che se li sono rubati. Ma anche se dopo tempo abbiamo saputo chi era. Va bene, e questo no, non lo diciamo. No, non si può. No, Io invece non, volevo dire, quante mandorle si producevano qua? Erano 4 salme di terra, tutte piene di mandorle. Solo mandorle. Solo mandorle. Come si sono distrutte queste mandorle? Ok, con un incendio. Dalla strada, c'era la strada, è partito l'incendio. Questo è il problema che abbiamo in Sicilia, giusto? Sì, Perché sempre. Sì, sempre, l'incendio è qua tutti i giorni. Se si parla sempre tutti i giorni, sempre c'è incendio. Un'altra cosa le volevo dire. Sì. La signora
Mi permette la padrona. Allora, Chiamiamola, una volta si chiamava la padrona. Ok. Oscenza Benerica. Ecco, il saluto. Il saluto era Oscenza Benerica. Rigorosamente. Sì, e come Spatta lo pretendeva. Signorina, ci devono dire Oscenza Benerica. Perché era la padrona. E c'avevano i soldi della padrona. E mi dico una cosa, Sì. durante che si Gli sbucciavano ognuno, queste sì. mandorle, giusto? Sì. Se veniva, come si dice in italiano, upetittu, Di mangiare di senamiennola. mangiare senamiennola, che succedeva? Succedeva che si doveva nascondere sotto il tavolo dove si spiavano le mennole e faceva finta che c'erano cadute e si mangiava la perché erano proprio quelle che si sbucciavano da sole. Non è che se le Quelle mandorle, molle. quelle molle la sbuccia era proprio, si sbucciavano da sole. Allora per non si farle perdere qualcuno si metteva sotto. Però non si poteva fare. E non si potevano mangiare. Non si potevano No. mangiare. Questa è La la realtà realtà che c'era una volta. Sì, La realtà miseria, anche quel appunto, poco, non si poteva fare. era proprio- Oggi invece le voglio dire una cosa per Sì. concludere. Oggi lei quanto è contento che Melania è riuscita a portare avanti Di questo questo- progetto Ma io e a non ripiantare dare tutte queste ma mandorle? sono contentissimo perché a parte che con Mario c'è una parentela, Mm. ma poi sono contento, tanto sono tutte cose perse. Allora per meglio andare avanti e Ha produrre, ridato vita. è proprio, cioè, se le cose vanno avanti, così vanno avanti, invece di andare indietro, invece si vanno avanti, perché se ci sarebbero tante persone queste qua, si andava avanti, si va avanti, invece di andare indietro, che è lavoro, ormai non se ne vuole più. La gioventù oggi al lavoro non ne vuole, no che non ce n'è. Lavoro sai quando ce E n'è. mi dico una cosa, perché non ne vuole la gioventù di oggi? Perché, perché tutte le scuole e tutto il papà, e che fa il mio lavoro, e che fa in campagna. E vedi che questa è una cosa brutta abitudine. Io da piccolino, a 7 anni, andavo a lavorare. E oggi perché non si fa più? È questione dei genitori e del governo. Il primo è il governo. Vabbè, questo magari. No, il Eviti. governo perché allora, scusa, perché il governo deve proibire al figlio, se non c'ha 18 anni non può andare a lavorare, perché? Anche che il padre ha un'azienda, una cosa non se lo può portare? Che deve essere proibito? Questa è anche una giusta osservazione, È volendo. questo, perché, allora, E lei pensa, le faccio invece una io domanda, lei ha sì. figli, giusto? No, io sono scapolo. Ok, però ha nipoti, comunque all'età ha Abbastanza- un'età abbastanza grande da poter capire Sì. alcune cose. Secondo lei, rispetto a una volta, oggi, oppure no, le formulo la domanda diversamente. Oggi una volta c'era l'educazione, oggi l'educazione non ce n'è più. Questo ce lo dico tranquillamente. Perché il nonno di Mario, cioè i figli, sai come le chiamano? C'è papà a Banarica, al bisnonno di Mario. I figli ci dicevano papà a Banarica. Oggi invece papà, chi è sto papà? Lei pensa che tutti questi giovani che sono depressi, che sono a causa pure di questa crescita che si fa, oppure perché se vanno a lavorare si temprano di più, diventano più forti? Ma non è che è più forte, non è la forza. Allora se tu ti vai a lavorare, ti mantieni da te stesso, non stai speranza da nessuno, dal papà o dalla nonna, che oggi si sta speranza tutte delle nonne e dal papà. Ok, allora, Io prima che avevo 5 lire una volta, le devo guadagnare io. Ero contento di andarmela a guadagnare. Lavoravo, ero contento di quello che facevo e fino ad oggi io sono contento di quello che faccio. bene. Invece l'ultima cosa, Sì. la diciamo qua, Sì. che ci vede Melania, No. che Melania ci vede Sì, là. Cosa vuole augurare a Melania e a Mario per Tutto il questo? migliore che è possibile. Guardi là, Sì, lo sì. dica là. Tutto il migliore che si può esistere, io ce lo auguro perché per me è tanto auguri di tutto quello che si fa. E questo è il discorso, perché una volta che lei ci mettono l'interesse, è giusto che ci vanno avanti le cose e ci mettono tutto l'interesse e vanno avanti, perché si va avanti. Andando avanti loro, vanno avanti anche gli operai che lavorano. E va avanti un territorio. E va avanti Va bene. Questo è il discorso. Grazie Saro, grazie Non ti di infinite niente, di e niente. noi continuiamo.
Allora Melania, io mi sembra di aver sentito una voce familiare. Penso proprio di sì. E quindi, ma è una voce che immagino un nome che i nostri telespettatori sicuramente conosceranno. E certo, e noi abbiamo qui Luisa, delle ricette di Luisa. Quindi anche qui ho mennolito. No, ma tu c'è No, ma cioè, guarda, ma veramente è una cosa, cioè ovunque, come ovunque, come si usa dire, no? Intanto salutiamo Agata, collaboratrice di Melania e in questo anche caso mia. collaboratrice tua. Allora, ma che ci fai tu qua? Allora Titti, intanto saluto tutti. Loro forse non lo sanno, ma io sono stata la prima ad aprire Senché. Vabbè, lei per noi è... Noi la seguiamo, lo Ah. sappiamo. Niente, allora, che cosa faccio io qua? Allora, siccome con Melania ci conosciamo, siamo amiche, e allora tu come lo sai, io mi spendo per le donne, e, insomma, mi piace portare la cucina siciliana anche qui al Minnulito. Perché diciamo Melania che un mennolito, l'abbiamo detto già prima, offre e propone tutto quello che è non solo del nostro territorio ma siciliano. Benissimo. E chi meglio di lei può proporre la nostra tradizione culinaria, giusto? E infatti facciamo con le mandorle le paste di mandorla. Ma guarda caso le mandorle perché? Perché ci troviamo in un Appunto. luogo, come abbiamo detto. Ma anche perché secondo me Melania le dovrà avere sempre da offrire, perché sono il territorio, no? La Sicilia, le mandorle. A parte questo richiamano proprio Sì, certo. questo La luogo. terra, questo luogo. Questo luogo. Agata, versami. Allora, qua abbiamo che. Vieni qua Melania, vi diciamo, noi nel frattempo, ecco. la ricetta, come voi sapete, è semplicissimissima. Allora, qua abbiamo zucchero e buccia d'arancia o buccia di limone, mandorle tritate. Sì, tutta. E come sapete è semplicissimo fare le paste di mandorla. Mi apri la fialetta perché andiamo a mettere la mandorla amara, no? Ci dà un'essenza. Perché non ce l'abbiamo, perché Non ce in l'abbiamo, teoria sì. dovremmo averla, ma Tutta. piano Piano arriveremo piano. anche a questo, perché gli alberelli sono piccoli, quindi devono Va crescere, bene. perché qui, come abbiamo raccontato, era tutto mandarleto, ma è stato tutto sterminato. Ora mi dai, allora, non tutti però gli albumi, piano piano, perché non sappiamo quanto albume ci va. No, E tu lì quanti albumi hai messo? io ne ho messi 2, per mezzo chilo ce ne vanno 2/3. E va bene Però poi così. al tatto, no? Sì, perché magari sai la mandorla, no? Se andiamo a prendere la farina di mandorla ce ne vorrà di più. Invece siccome noi le mandorle le abbiamo tritate noi, Una perciò piccola nota sulle mandorle. Qui questo mandorleto che esisteva prima è stato, come abbiamo già raccontato, distrutto da un incendio. Adesso la varietà che noi abbiamo piantato sono la varietà del tuono, che è la mandorla che Luisa sta lavorando, ma è una mandorla dolce. Per questo lei ha fatto benissimo ad aggiungere un po' di mandorla amara, che invece è il mandorlo che viene innestato con gli alberi da frutto. Ah, ho capito, ecco, quindi vedete, anche già è agronoma pronto. mi è diventata... sì, sei poliedrica, no? Allora Luisa, sì, già siamo pronti. quindi si faranno, si si fa la formeranno le pallina. paste di mandorla. Sì, e poi le metto prima nello zucchero a velo, poi intanto le mettiamo qua su questo vassoietto e andiamo a mettere proprio una mandorla a centro, così. La mandorla o le ciliegie candite, si Sì. può mettere il pistacchio, si può Sì, mettere si può, la qualsiasi cosa. si può mettere anche qua, facciamo sì, una ciliegia. E il risultato finale è questo meraviglioso vassoio, tutto da mangiare, che poi noi comunque mangeremo Assaggeremo. a chiusura di puntata. Allora, Luisa ha detto una cosa, Sì. una cosa molto importante. Sono amica di Melania e soprattutto lei è amica delle donne, come lo siamo tutte. Quindi possiamo dire che questa nuova avventura, mi piace vero, chiamarla anche a così,
è tutta al femminile, è tutta Sì. rosa. Sì, è tutta al femminile, io sono felicissima. Parlando con Luisa ho detto che proprio noi donne dobbiamo fare rete Sì. ed essere felici del successo altrui. Luisa è modesta ma ha tantissimi follower e io per questa avventura, come ho scelto Agata, ho scelto lei, ho chiamato subito te, perché è importante che passi questo messaggio. Fare rete e fare squadra è importante, non dobbiamo essere invidiose, anzi supportarci e condividere, perché possiamo solo fare sempre di più. Sono contenta che tu abbia detto questo perché non è... La sto conoscendo e si sta emozionando, quindi perché la conosco Sì. molto bene, quindi anche Sì, un battito sono di felice. ciglia so quello che Sono dici. felice quando sento dire queste cose, perché non le dicono tutte. Allora, io dico una cosa, le mosche bianche ci sono, basta solo cercarle e diciamo acchiapparle, perché la solidarietà femminile, le donne per le donne, ve lo dice una che di donne per le donne Lo so. qualcosa sa, esistono, Sì, ci lo so. sono. E qua ne abbiamo un esempio, quindi chi vuole venire in questo luogo meraviglioso che profuma di Sicilia, che profuma di uva, troverà anche un'accoglienza tutta in rosa. Sì, certo. E tra l'altro poi questa quota in rosa organizzeranno anche dei begli eventi che Sì. man mano attraverso una pagina social... Sì, adesso manca poco per la nostra apertura, come ti dicevo, però abbiamo in mente di fare questo, siccome proprio l'obiettivo di questo Minnulito è fare la promozione del territorio, quindi pensavamo con Luisa di promuovere questo anche attraverso delle masterclass di cucina aperte sia agli stranieri, ma perché no, anche alle nostre Soprattutto, amiche, certo. perché sai, è anche bello invitarti Titti e fare un aperitivo un venerdì, noi non abbiamo dove incontrarci e che adesso possiamo fare tutte queste diciamo incontri settimanali, quello che vogliamo, un Possiamo momento dire per noi. che è uno spazio donna, Sì, ma anche per gli ovviamente uomini. conoscendo poi gli uomini, anche chi ci sta Certo. riprendendo perché sta facendo dei gesti un po' Hai strani. ragione, io lo volevo Noi dire. diciamo donne per le donne, ma questo non significa No. escludere gli uomini. Assolutamente. Diciamo che un donne con uomini per fare un percorso nel mio campo che lo dico per un percorso di civiltà, in questo caso facciamo un percorso di promozione, identità e raccontare i luoghi. Detto questo, noi continuiamo la puntata. Bene Melania, abbiamo finito questo bellissimo racconto di questo luogo Mollonito e andiamo in cucina dove loro che già hanno sfornato i biscotti, stanno facendo salotto e ovviamente non può mancare qui l'acqua aromatizzata con i limoni appena raccolti.
Mario, allora che facciamo? Ti vuoi avvicinare? Perché dobbiamo chiudere. Luisa, visto che già lo sa come si chiude, è già ha preparato, no Luisa? Certo, perché dobbiamo chiudere con l'assaggio. Con l'assaggio. Bene, allora, volevo spendere 2 parole per questa cucina. Come ho detto, chi viene al Minnulito non può trovare una cucina sterile. Trova una cucina casalinga, una cucina stai a casa, quindi Esattamente. apri, prendi, fai Sì, quello che voglio vuoi. che i miei ospiti, chi venga qui, si senta a casa e sia libero di utilizzare la cucina come crede. Se ti vuoi fare una tisana, un caffè, anche di notte, perché no? E questa è la cosa bella. Mario, allora vieni con noi e chiudiamo facendo un brindisi salutare stavolta, Ecco. con i biscotti di Luisa. Mario, allora noi dobbiamo assaggiare questa bellissima crostata che ha fatto Luisa, Allora, Titti, è una cassata. cassata, Siciliana. ecco, ho detto una cassata. Hai detto una cassata e ora l'apriremo con voi in diretta e ti devo dire una cosa, è la prima volta che la faccio. Vabbè, scommetto che sarà buona. Allora Mario, vuoi dire qualcosa? No, è un posto, vabbè, dammi il microfono, un posto, ringrazio Grazie Melania, a voi. è un posto meraviglioso, merita sicuramente la visita, un pernottamento o più pernottamenti per chi si vuole allontanare dalla civiltà, dal cellulare, da internet, da WhatsApp, da tutto quello che è. Merita tantissimo. Il posto vedrete dal link dove si trova. Io lo metto dopo. Sì, Lo taglio. il luogo, Sì, qui siamo a Granieri, Caltagirone, contrada Pietrascritta. Io, scusami, volevo solo ringraziare voi, perché grazie a voi riesco a raccontare questa avventura e a far sì che questo posto riviva e viva una nuova storia. Allora, io intanto ringrazio voi, ringrazio te Melania per averci dato la per averci scelto per raccontare questo luogo. Ovviamente non nascondo che c'è un pizzico del mio cuore perché sono i miei luoghi, quindi ormai anche Mario ha la cittadinanza onoraria, quindi diciamo che qua abbiamo tutti un pezzettino di cuore e vi posso assicurare, e questo lo dico ai nostri telespettatori prima di chiudere, e prima di... Peccato che in televisione i profumi ancora non si possono acchiappare. Allora, con questa prelibatezza fatta da Luisa, con tutto il grande operato che ha fatto Melania con suo marito, quindi la sua famiglia, noi vi salutiamo i nostri telespettatori che ci seguono dalla Sicilia, i nostri telespettatori che ci seguono dall'Italia e soprattutto voi che siete tantissimi che ci seguite dall'estero, venite in Sicilia, chiamateci, contattate il Minnulito e fate questa esperienza. Intanto vi lasciamo dandovi appuntamento ogni 15 giorni e novità in premiere su nostro canale YouTube Sai Che. A tutti quanti una serena notte. A presto! Io taglio. Sì, dai, non mangiamo.